Buon pomeriggio e benvenuti in questa splendida cornice. Io non voglio rubare del tempo prezioso, invito invece il nostro presidente del Lions Club San Daniele del Friuli a prendere la parola e a introdurre la serata del pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e grazie a tutto il pubblico presente, ai nostri soci Lions, agli ospiti, a tutti gli amici che sono intervenuti per assistere a questo evento che è ormai una tradizione, un servizio che il Lions Club di San Daniele del Friuli offre alla sua comunità in questo giorno, l'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione della Vergine Maria. Ringrazio anzitutto il parroco, Monsignor Sergio De Cecco, per averci messo a disposizione, come già da qualche anno, questa splendida cornice, e i nostri soci che hanno pensato e organizzato con entusiasmo e grande spirito di servizio questo evento: Franca Bertoli, Ugo Cividino, Paolo Mattiussi e la sua Paola. Ringrazio gli artisti che si esibiranno, cioè oltre alla stessa Franca, gli allievi della Scuola Normale di Musica di Maiano e il tenore Emanuele Giannino. Io ho il compito istituzionale di ricordare che cos'è il Lions Club. Il Lions International è la più grande associazione laica e apolitica di volontariato nel mondo. È stata fondata nel 1917 a Chicago da Melvin Jones, ha quasi 1,5 milioni di soci nel mondo, 47.000 club, 209 paesi in cui la nostra attività viene esercitata. Operiamo nei settori della salute, dell'ambiente, dei giovani e della scuola e della comunità. Il nostro obiettivo è di proporre informazione e cultura. Da qui tutti i nostri meeting, incontri ed eventi, compreso quello di oggi che è dedicato al linguaggio della luce. Un tema che in verità potrebbe sembrare astratto, ma che i nostri artisti e relatori sapranno spiegarci e rendere più percepibile attraverso i nostri sensi. L'attività del Lions Club consiste in un volontariato puro, con finanziamento del tutto autarchico e, come dire, è un'ottima occasione, forse l'unica occasione in molti casi per professionisti, imprenditori di fare volontariato. La ricchezza del nostro club è data dai soci e dalla squadra. Più soci siamo, più servizi possiamo fare e meglio possiamo fare. I nostri eventi sono ovviamente gratuiti, ma come avrete capito siamo sempre alla ricerca di sostegno per alimentare la nostra attività futura e proprio per questo ricordo senza alcun impegno che al termine di questo evento, uscendo dal Duomo, potrete lasciare un'offerta del tutto libera e spontanea per la nostra associazione, utilizzando la busta che abbiamo inserito nel libretto programma di sala. Vi posso anche dire che questa offerta sarà utilizzata per la raccolta alimentare dei Lions, per dei pacchi che entro Natale abbiamo intenzione di donare alle Caritas di San Daniele e di Maiano. Concludo questo brevissimo saluto e presentazione andandomi a sedere fra il pubblico e lasciando la parola ai protagonisti di questo pomeriggio di arte e di cultura, e invito il nostro ospite, Monsignor De Cecco, a prendere la parola per una sua riflessione sul tema di oggi, cioè la luce e il suo linguaggio. Grazie ancora a tutti.
Grazie Matteo. Ecco, anche a me un po' il compito di salutare innanzitutto tutti voi che siete qui presenti questa sera, che riempiono il nostro Duomo per questo momento, che direi di riflessione, ma anche di ascolto, direi anche di contemplazione, no? Che vivremo insieme. E vi do allora, dicevo, il benvenuto a tutti voi che avete accolto questo invito in questo pomeriggio che, come ci è stato detto, ormai sta diventando una piccola tradizione qui a San Daniele, ma oltre che tradizione direi un piccolo ma grande anche dono per la nostra comunità. Ovviamente oltre che il benvenuto a tutti voi, il ringraziamento a Lions Club di San Daniele che appunto ogni anno ci dona questa preziosa occasione e un grazie, mi unisco a quello che è già stato detto, a diversi contributi che ci saranno dati in questo pomeriggio di appunto riflessione con interventi musicali, letture e così via. E lasciate però dire anche un grazie anche per il tema un po' che ci accompagna e ci accompagnerà in questo incontro, il linguaggio della luce. È un tema che è particolarmente, direi, in sintonia anche con il tempo liturgico dell'Avvento che abbiamo appena iniziato nelle nostre comunità. Non per niente c'è la corona dell'Avvento che si accende pian piano per indicare l'avvicinarsi del Natale, come anche il tempo del Natale a cui ci stiamo preparando. La liturgia del Natale e di questo tempo di Avvento ci presenta proprio il Natale come un mistero di luce e di gioia. Quindi siamo perfettamente in sintonia, direi, no? con questo tempo. Se facciamo semplicemente un breve accenno ai testi, per esempio, profetici, no? di questo tempo liturgico e del momento del Natale, ricordiamo, un testo di Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. È un linguaggio per descrivere. La luce diventa linguaggio, strumento per descrivere un avvenimento, una realtà. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Spero che il piccolo contributo che io darò non annoierò troppo i nostri bimbi qua, che dovranno avere un po' di pazienza. Ma anche quando nei testi evangelici, no, del Natale scoppiano di gioia e voi contemplando, guardando un po' i presepi, le cose, dovete intuire un po' questo clima di gioia, tanto che descrivendo ad esempio l'annuncio della nascita ai pastori, così dice il Vangelo: un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Ecco, vedete come questo tema un pochettino ci accompagna, ci prepara in sintonia con il tempo liturgico che viviamo. L'itinerario che ci viene proposto quest'oggi attraverso i contributi dell'arte, della letteratura, della musica e della Sacra Scrittura ci invita a metterci davanti al mistero della luce che evidentemente diventa evocatrice di tante realtà, della vita, della gioia, della bellezza, della pace, del bene, della verità, e che nella Scrittura evoca la sua vera sorgente, che è il mistero di Dio stesso. Il mio piccolo contributo, così che ci introduce in questo percorso, sarà più di carattere biblico-spirituale, ma però per introdurre questo momento vorrei iniziare con un ricordo che direi quasi scolastico. Quando andando coi ricordi agli anni del liceo, quando studiavo, tanti anni fa, ai primi approcci con la fisica, mi ricordo il fascino del tema della luce, come una realtà difficile da inquadrare, perché, così mi sembra di ricordare, ma non mi sembra di sbagliare, a seconda dell'esperimento con cui si studia la luce, la si scopre diversa. Si rivela cioè come un fascio di fotoni, di particelle, quasi dei piccoli mattoncini, uno accanto all'altro, no? Oppure invece come un'onda elettromagnetica che ti richiama invece la continuità. Questa cosa, mi aveva sempre colpito. È come se appunto la luce volesse suggerire che il nostro desiderio di capire, di catalogare ogni cosa ci invitasse ad avere invece diversi punti di vista,
per cogliere meglio la realtà. Non ne basta uno solo. Se lo vedo da una parte mi sembra di vedere una cosa, ma se lo vedo dall'altra vedo anche dell'altro. Anzi, quasi sembra non mettersi insieme le cose, eppure non è così. Come dicevo, questa cosa mi ha sempre un po' affascinato, no? Quasi fosse un invito a non accontentarsi di un solo punto di osservazione. Ed è in realtà quello che faremo noi questa sera, diversi approcci, diverse sensibilità, per cercare di evocare qualcosa di più profondo nell'esperienza di ciascuno di noi. Queste sensibilità spesso si incrociano, come vedremo. Penso, non so, ad alcuni quadri che ho visto un po' nel programma, no? Ci sono delle annunciazioni. C'è la vocazione del Caravaggio, in cui la luce si interseca con la vocazione, la chiamata, è spirituale, materiale. Le cose si intrecciano, si incrociano. Io mi limito, partendo, diciamo così, dalla Sacra Scrittura, quest'oggi, non a farvi un trattato biblico, perché sennò vi distruggo subito, ma invece a indicare quella che definirei una suggestione, che ci viene proprio dalla Scrittura e che cercherò poi di tradurre in due piccole indicazioni, diciamo, pratiche, o forse meglio due inviti. La suggestione nasce dalla considerazione che il tema della luce percorre tutta la Bibbia, dal suo primo momento fino alla sua conclusione. Ve ne do un piccolo spaccato. Penso che a tanti sia familiare il libro della Genesi, è il primo libro della Bibbia, l'inizio, appunto, la Genesi, che al versetto 3, quindi siamo subito all'inizio, cosa ci dice? Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona. Cioè la prima parola che la Bibbia ci riporta di Dio è la parola luce. E questo ci dice qualcosa di prezioso, di grande. E quella luce che diventa allora spazio di tutta la creazione e richiama tutto il mistero della vita. Non è un caso che anche nel linguaggio, diciamo, comune, per descrivere la nascita cosa si dice? Dare alla luce. È significativo, è bello. La luce ti parla di vita, di tutta la creazione. E questo, dicevo, è nella prima pagina che troviamo della Bibbia, ma anche alla sua conclusione. Nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo della Bibbia, al capitolo 21, il penultimo, dove si descrive invece la meta, il senso di tutte le cose, come anche della nostra umanità, si utilizza un'immagine, quella della Gerusalemme celeste, cioè della dimora definitiva di Dio con gli uomini, o potremmo anche dire degli uomini con Dio. E così viene descritta. La città, questa Gerusalemme celeste, non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Vedete di nuovo questo mistero di luce che avvolge, che ci accoglie, che ci abbraccia, potremmo dire. E quella lampada che è l'agnello, in qualche maniera, richiama in sottofondo le espressioni evangeliche, in particolare del Vangelo di Giovanni, quando Gesù ci dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco, questa luce, assieme al tema della gloria, richiama il mistero stesso di Dio, che allo stesso tempo è realtà nascosta, trascendente, e ugualmente presentissima, cioè dentro di noi, incarnata, direi incisa profondamente dentro la nostra umanità. Anche qui due piccoli esempi. La prima lettera di Timoteo così evoca il mistero di Dio, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo, a lui onore e potenza per sempre. Ma allo stesso tempo è in luce inaccessibile, ma allo stesso tempo quella luce che si fa presente, anzi presentissima, come ci ricorda l'Evangelista proprio parlando del Natale, Giovanni nel suo prologo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, non voglio dilungarmi così in questo orizzonte biblico, anche se sarebbero tantissime le suggestioni, no? La parola di Dio è la luce che illumina il tuo cammino,
moltissime potremmo darle, ma volevo semplicemente dare questa suggestione su questa pregnanza di questo tema, così difficile da afferrare, da cogliere, allo stesso tempo che continuamente ti rimanda e ti anima e ti accompagna. Da qui però, come dicevo all'inizio, 2 piccoli stimoli che forse ci possono interpellare personalmente. Il primo: percorrendo questo itinerario della luce, la Bibbia ci invita ad avere sempre presente una cosa preziosa, che è la dignità dell'uomo. La dignità dell'uomo che ha di fatto nel suo DNA spirituale, diciamo, lasciamo perdere per un attimo la scienza, una chiamata alla luce. Nella luce che viene da Dio e illumina l'uomo, noi scopriamo la nostra infinita dignità. Ecco, come nella nostra percezione quotidiana, userei questa immagine, noi non vediamo la luce, ma vediamo ciò che viene illuminato e che senza la luce rimane indistinto, così per la Bibbia è nella luce di Dio. Qualche volta noi non la vediamo, non la intuiamo, ma anche inconsciamente ci fa vedere il vero volto dell'uomo, perché è illuminato da questa grazia di Dio. E oggi, che è la festa dell'Immacolata, siamo invitati proprio a guardare questa luce sul volto di Maria, lei che non è segnata dal peccato, la bellezza umana più grande, quella più pura, quella più vera. L'origine dell'umanità è nella luce, ci dice la Bibbia, come anche il suo destino ultimo, che ci parla di pienezza come partecipazione a quella luce inaccessibile che è Dio e che diventa però accessibile a noi dentro un mistero che è quello della comunione e dell'amore. Non per niente ci ricorda nella sua prima lettera sempre l'Evangelista Giovanni: carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce. Ecco, in questo dobbiamo cogliere proprio la capacità, direi, di trascendenza che è insita nel cuore dell'uomo. Ogni volta che noi viviamo un'esperienza autentica di amore, noi siamo nella luce e quindi si illumina il nostro vero volto e il nostro vero destino. Questa capacità di andare oltre, di trascendere, che ci mette in comunione con il Signore. Qui alla sua radice ultima, direi, il nostro desiderio di conoscere, di verità, di pienezza. Per parafrasare Sant'Agostino, inquieto il mio cuore finché non riposa in te, oppure per dirlo, finché non si illumina totalmente di quella luce inaccessibile in cui anch'io sono destinato a essere e a riconoscermi. La seconda suggestione, invece, viene da una contrapposizione ugualmente presente nella Scrittura, la contrapposizione di luce e tenebre. Già l'abbiamo in qualche maniera intuita. Viene qui evocato il tema del combattimento, che ritroviamo ad esempio nelle parole di San Paolo: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce, e che era ben presente nella prima catechesi cristiana, se pensiamo semplicemente a un riferimento a noi qui vicino, la Basilica di Aquileia, con i suoi bellissimi mosaici. In tutte e 2 le aule dell'antica basilica ricorre la simbologia del combattimento tra il gallo e la tartaruga. Il gallo è ciò che annuncia il nuovo giorno, il simbolo della luce. La tartaruga richiama la chiusura alla notte. Di per sé questa contrapposizione non va colta in modo negativo, anche se sottolinea, direi, una certa drammaticità del nostro vivere, ma ci invita a pensare alla luce che ci abita, non in modo scontato, come se fosse qualcosa di dato indipendentemente da come noi siamo chiamati ad accoglierla, ma invece come un dono da vivere nella libertà. E qui ci riallacciamo anche alla dignità dell'uomo che si realizza dentro questa libertà. È un invito a scegliere, direi, e a non sprecare il dono di luce
che portiamo in noi. Con un buon proposito, diciamo, natalizio, allora accogliamo la provocazione del Vangelo. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Buon cammino e buona serata. Iniziamo con 3 annunciazioni. La prima è di Duccio di Buoninsegna, del 1308-11. Nasce a Siena nel 1255. È tradizionalmente indicato come il primo maestro della scuola senese. Quasi sicuramente il suo maestro fu Cimabue. Il capolavoro, ovvero la Maestà del Duomo di Siena, è un'opera emblematica dell'arte del Trecento italiano. Morì a Siena Duccio a circa 63 anni. Andiamo avanti poi con l'Annunciazione nelle Fiandre, Trittico Merode, che è il nome del committente, della bottega di Robert Campin. Robert Campin, insieme a Jan van Eyck, caposcuola riconosciuto dalla pittura fiamminga e con una fiorente bottega, fu uno dei protagonisti della pittura degli inizi del 1400. In una porzione di territorio che comprende i Paesi Bassi meridionali e le cosiddette Fiandre e le regioni denominate Olanda e Zelanda più a nord. Gli studi sulla luce e la conoscenza di quello che può essere definito realismo fiammingo influirono notevolmente anche sull'arte rinascimentale italiana. Concludiamo poi con la terza annunciazione del 1440 circa di Beato Angelico. Nasce a Vicchio in Toscana come Giovanni nel 1395 circa. Diventò frate domenicano e solo dopo la sua morte diventò Beato Angelico. Perché, come scrisse il Vasari delle sue opere, tanto belle che paiono veramente di paradiso, aveva per costume non ritoccare né raccorciare mai alcuna sua dipintura, ma lasciarle sempre in quel modo che erano venute per la prima volta, per credere, secondo che egli diceva, che così fosse la volontà di Dio.
Morirà a Roma nel 1455 a 60 anni. È stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1982. Buon pomeriggio e grazie della vostra presenza. Il tema della luce, sotto il punto di vista artistico, dal punto di vista artistico, è un tema a cui mi sono subito appassionato quando c'è stata la proposta di scegliere quale fosse il motivo dominante di questo incontro, perché credo, e spesso accade quando accompagniamo il pubblico che ci segue, gli allievi nei musei, siamo talmente catturati da tanta bellezza davanti ai capolavori che il particolare della luce un po' lo lasciamo accantonato, forse per ultimo, notiamo e rimaniamo abbagliati da tanta bellezza, ripeto, per 1000 aspetti, che la ritroviamo, che c'è, è fuori di dubbio. Però la luce è importantissima da sempre. Diventa linguaggio, nasce come linguaggio per raccontare il senso e il significato dell'opera. Mai misteriosa come amiamo credere spesso, perché gli artisti non hanno nessuna volontà e necessità di rendere misteriose le opere. Vogliono che siano invece dirette, che siano comprese, capite il più possibile. Il mistero nasce nel momento in cui noi facciamo difficoltà a leggerle, a interpretarle. E allora se questo linguaggio della luce si pone come necessità proprio primaria, già nell'antichità, possiamo vedere con Duccio da Boninsegna soltanto un esempio, il colore che maggiormente poteva esprimere la luce, in effetti non è neanche un pigmento, non è un colore, ma è la foglia oro. E la ricordiamo, la vediamo nelle antiche icone, siamo nel 300, guardate la data, nel 400, quando i santi, la Madonna, Dio, Cristo, ha necessità di essere rappresentato in un luogo distante dall'uomo, ma in un luogo nobile. Ecco, la funzione di quella foglia oro, quindi non pigmento, che rivestiva maggiormente, dipingeva maggiormente la pala in cui erano poi inseriti i santi e queste figure così nobili, un colore prezioso per la nobiltà del luogo, ma soprattutto perché luce è conoscenza. Luce appartiene a Dio, è Dio che illumina la via, è il Dio che diventa verbo e parola attraverso la luce che ci permette di vedere la via. L'uomo nel buio, nell'oscurità si sente perso, è tormentato, non ha certezze. Ecco che nell'antichità la foglia oro ha questa necessità e questa forza. Oltretutto ha permesso, quando si dipingeva con pigmenti a tempera, di fare delle leggere velature sopra la foglia oro, perché questa, riproiettando, riverberando la luce, permetteva a questi colori di essere maggiormente luminosi, e la luminosità cattura l'occhio del fruitore e riusciamo a individuare i personaggi più importanti che vengono rappresentati. Ma il tema della luce mi permette anche di ricordare, soprattutto gli recenti ultimi studi, hanno certificato che avevamo un'idea un po' confusa a pensare che gli artisti, definiamoli per comodità italiani, quando dobbiamo pensare che comunque sono artisti che vivono in Toscana, in Emilia, in Lombardia, nel Veneto, Venezia, ecco, per comodità li definiamo italiani, ma che fossero sempre loro quelli che avevano le più grandi idee, in parte poi lo sono state, e sono stati così geniali, ma che tutto poi bisognava in qualche modo raggiungere questi luoghi, vedere questi capolavori per poi esprimersi. Parlo in altri luoghi, penso ai pittori fiamminghi, in altre realtà. In realtà non è proprio così. Recenti studi dicono addirittura proprio che il contrario, pensando ai pittori fiamminghi. Molti italiani, artisti italiani, hanno attinto, imparato dai pittori fiamminghi. Lo vediamo in una dimostrazione con un esempio del trittico, dove è maggiormente impegnato l'artista fiammingo nella rappresentazione di una luce che sì è reale, che deve far vivere quella immagine il più possibile vicino alla realtà per sentire maggiormente il racconto che quell'immagine esprime. Mentre i pittori italiani erano concentrati sulla prospettiva, nel rendere luoghi il più perfetto possibile come ambientazione, si impegnavano in questo, e i pittori fiamminghi guardavano la prospettiva,
I pittori fiamminghi invece mettevano come primo obiettivo la rappresentazione di una luce naturale, che diventa altro e che racconta. E in questo trittico noi lo vediamo in un'annunciazione che lo possiamo anche raccontare velocemente per gli aspetti che oggi non riguardano la luce, ma a sinistra vediamo il committente che si inginocchia in preghiera davanti a quella che poi è una stanza dove si compie questa annunciazione nella classica composizione che richiede l'annunciazione. C'è l'arcangelo che appare vestito di bianco, purezza, simbolo di purezza, il giglio al centro del tavolo, altro simbolo sempre ricorrente nell'annunciazione come purezza della Vergine, la Vergine intenta alle letture e l'angelo che si annuncia. Il committente deve stare fuori, è già tanto se permesso a lui che paga l'opera di essere comunque rappresentato dentro quella scena sacra. Infine è abbastanza singolare in questo trittico vedere poi il San Giuseppe, il falegname, e c'è un po' un racconto di una scena che ha una storia, che ha un epilogo, che ha una evoluzione del racconto. Sull'annunciazione, sulla luce ci concentriamo al centro e la notiamo subito, guardate gli anni, guardate la data, di una luce reale, che diventa però sottolineata a simboleggiare meglio nei particolari quella luce che si accende, che entra dalle finestre tonde sopra l'angelo, candido e bianco. Scusate, lo notiamo dopo nel particolare, questo è l'esempio di Van Eyck, dove la sua Madonna, ecco che la solennità sicuramente ha la sua necessità, quindi una Madonna così solenne, ma l'ambientazione capite che non è proprio perfettamente inserita in quel contesto. Però guardate anche la luce in quell'ambiente, è modulato, guardate nelle navate come filtra e soprattutto nel pavimento dove ci sono quelle due fiamme di luce, quella veramente potente luce che entra come entrasse al naturale in un ambiente che richiama quella cattedrale, quel luogo. Tornando invece alla luce del trittico, guardando in alto a sinistra quelle due vetrate tonde sopra l'angelo, nel particolare vediamo come c'è una forzatura, proprio indicarci che quella luce entra attraverso raggi naturali che illuminano quel luogo e che diventano però un racconto. E il significato è che quella luce, quei raggi, arrivano alla Vergine a simboleggiare che la purezza della Vergine, come la luce che oltrepassa le vetrate senza infrangerle. Quindi diventa un simbolo mariano. Tutto questo mentre nel cielo italiano si notava, si sentiva, si gioiva della bellezza del Masaccio e insieme a Beato Angelico, Masaccio, Brunelleschi sono anni in cui viviamo il Medioevo. Il Medioevo pretende una cosa diversa. Pretende e dice che se l'uomo è diventato di nuovo, è diventato il centro dell'universo, e se ha preteso un Dio a sua somiglianza significa che è importante. E allora quel Dio deve stare molto più vicino all'uomo, deve vivere l'ambiente dell'uomo. E questi artisti, Masaccio, Beato Angelico, Brunelleschi, incominciano a far coesistere l'architettura nella pittura. Ci sono studi per rendere il più vero possibile quell'ambiente dell'uomo dove far scendere quelle figure sacre, per un contatto molto più intimo, molto più sentito, molto più umano, una conversazione sacra che si avvicina a una conversazione umana. E Beato Angelico ne è maestro in questa alba di questa rivoluzione, di questa nuova idea. Infatti guardate il loggiato nell'Annunciazione, dove quella colonna potrebbe disturbare, ma assume dei significati che vanno sempre rispettati. Quella colonna che divide l'angelo, l'arcangelo e la Madonna, a significare che ancora prima che accetti l'annuncio dell'angelo c'è una figura spirituale, l'angelo, e una figura terrena che è la Madonna, e ci vuole ancora quella divisione finché la Madonna non accetterà poi la sua condizione. E poi le tre colonne, non c'è nulla al caso, le tre colonne che simboleggiano lo Spirito Santo, la Trinità, lo Spirito Santo, la Trinità, la colonna che diventa sostegno di una fede che è ben presente, è forte quella fede. Tutto è simbolo, in una poetica che Beato Angelico ci fa respirare come quei luoghi pretendono, con leggerezza,
però accade una cosa misteriosa. Ecco di nuovo quella luce. Noi comprendiamo nel linguaggio della pittura, del disegno, delle figure, tutto quello che è stato raccontato e spiegato, però sentiamo la presenza di qualcosa che non è stata dipinta. Quella luce che invade, bagna l'intera composizione è una presenza. Beato Angelico ha la capacità, l'intelligenza e la sensibilità, quale grande artista, di farci sentire la presenza di un Dio quando non è mai stato dipinto. Quella luce che accarezza ogni elemento, ogni figura, è la presenza di un Dio che si fa sentire attraverso la potenza e la bravura e la sensibilità di Beato Angelico. Scende la luna e si scolora il mondo. Spariscono l'ombre ed un'oscurità la valle e il monte imbruna. Orba la notte resta e cantando con mesta melodia l'estremo albor della fuggente luce che dianzi gli fu duce saluta il carrettier dalla sua via. Tal si dilegua e tale lascia l'età mortale la giovinezza.
La liberazione di San Pietro dal carcere del 1512 di Raffaello Sanzio. Nasce a Urbino nel 1483, pittore e architetto tra i più celebri del Rinascimento, contemporaneo di Leonardo e Michelangelo. Morì giovane, a soli 37 anni, a Roma. Trascorse la propria esistenza amato e onorato, non solo dalla critica, ma anche dal popolo. Da quel tempo e per secoli il mito di Raffaello non è mai venuto meno. Lo rende ancora oggi uno degli artisti più celebrati e universalmente amati. Andiamo avanti con la Vocazione di San Matteo del 1599 di Caravaggio, conosciuto per il suo verismo. Anche Caravaggio morì giovane, a 39 anni. Per secoli dimenticato, poi finalmente la riscoperta di una pittura che racconta la verità delle cose. Ci troviamo nella seconda stanza dipinta da Raffaello, quella di Eliodoro, porta il nome per un straordinario affresco, e si colloca successiva alla stanza delle segnature, dove ricordiamo il bellissimo affresco della scuola di Atene. E questo ambiente, la stanza di Eliodoro, era stata voluta dal Papa Giulio II come una stanza di ricevimento per le udienze, e quindi doveva immediatamente assumere il ruolo di un luogo anche politico e ricco di significati e di simboli, e doveva in qualche modo anche ricordare la provenienza del Papa Giulio II, che arrivava ed era stato cardinale proprio nella Chiesa di Roma, la Chiesa dei Sacri Vincoli di San Pietro. Quindi tutti questi aspetti fanno sì che Raffaello deve studiare una composizione per soddisfare le necessità del Papa. Valore politico anche perché il Papa voleva ricordare che fu lui uno dei maggiori artefici nella liberazione dai francesi. Quindi tutti questi aspetti danno poi libertà di composizione a Raffaello, e però con alcune difficoltà che sono reali. C'è una finestra vera al centro dell'affresco e bisognava in qualche modo rispettarla e pensare a una scenografia che oggi potremmo definire un film, tanto è geniale Raffaello nel dipingere la liberazione di San Pietro dai vincoli con 3 scene, in realtà 4, perché tutto parte dal centro, sopra la finestra, lo vediamo nel particolare, e qui è presente subito, immediatamente, in controluce, questa luce sulfurea, accecante, abbagliante di questa apparizione, questo miracolo. San Pietro lo vediamo ancora legato, seduto per terra, legato alle catene, e questa luce che diventa presenza, che è angelo, che libera in modo miracoloso San Pietro. Quindi già un effetto incredibile per quegli anni, un controluce. Guardate quelle sbarre, come accendono maggiormente la luce dipinta. Pensate che è affrescato questo dipinto, quindi l'affresco ha tonalità e tinte che difficilmente raggiungono luminosità altissime. Raffaello ha saputo risolvere anche questi problemi e queste difficoltà. La scena poi continua alla destra, sempre con questa luce potente che illumina e accompagna San Pietro all'uscita, il miracolo delle 2 guardie che dormono un sonno profondo, e quindi San Pietro può essere accompagnato dall'angelo per fuggire da quelle prigioni. E la scena successiva, che non è dipinta, geniale Raffaello in questo, è proprio quella di coinvolgere il fruitore che si trova dentro quella stanza. Siamo noi dentro quella stanza, miriamo l'affresco e vediamo scendere questo angelo, questa luce insieme a San Pietro, ci passa accanto, siamo coinvolti dentro questo dipinto, una cosa straordinaria. Gli artisti hanno sempre pensato di coinvolgere il più possibile il fruitore, farlo entrare dentro l'opera. Caravaggio ne sarà maestro in questo senso, ma Raffaello in questa composizione all'inizio difficoltosa, ecco il genio, fa sì che quella difficoltà invece diventi un'opportunità. Ci attraversa, ci coinvolge e poi ci rappresenta l'uscita e quello che accade nel particolare
quando il cambio della guardia indica ai due soldati che si stanno in quel momento svegliando, indica quello che noi adesso dobbiamo immaginare come la cella ormai vuota perché San Pietro è stato liberato ed è fuggito. Ecco, regista non soltanto di una composizione, di un filmato, di immagini che scorrono davanti agli occhi nostri, coinvolgendoci e rendendoci partecipi, ma anche un regista di luci, molteplici luci. Ha utilizzato almeno 4 fonti luminose, come abbiamo visto prima, quella luce così potente dell'angelo, una luce artificiale dalle torce dei soldati, e poi nell'ultima lunetta possiamo vedere la luce dell'alba quando arriva il cambio della guardia, quando il sole incomincia a colorare quei luoghi, e prima ancora, all'inizio della liberazione, la luce argentata di quella nuvola. E tutta questa luce che poi si moltiplica all'infinito sulle corazze dei soldati. Quindi tecnicamente virtuosismi mai fini a se stessi, ma coinvolgenti, e soprattutto dobbiamo pensare alla meraviglia quando si è potuto vedere questa nuova proposta artistica. Dobbiamo pensare che anche quando Raffaello completa questi dipinti, queste stanze, nei documenti troviamo proprio traccia e documentazione che incomincia a essere preso in forte considerazione da tutti i potenti che in quel momento vivono non soltanto a Roma, ma nel panorama artistico, e lo indicano come il maggior pittore che mai sia esistito nella storia dell'arte. E alla fine del Cinquecento una nuova luce compare poi sul panorama dell'arte. E qui bisogna riflettere un attimo come per quasi 70 anni, dopo l'avvento, dopo la presenza di Leonardo, di Michelangelo, di Raffaello, gli artisti sono entrati tutti in crisi. Hanno capito da subito che sarebbe stato quasi impossibile eguagliarli, figuriamoci superarli. E allora si vive quei 70 anni circa di una pittura che assume come modo per poterla identificare del manierismo, il che non toglie che siamo ricchi di capolavori sublimi, eccellenti, che appartengono a questo periodo del manierismo. Abbiamo esempi qui sul nostro territorio con Antonio de Sattis, detto il Pordenone, uno dei più grandi e dei massimi esponenti del manierismo in tutta l'Italia settentrionale. Quindi livelli altissimi, però sempre vivendo nella idea di omaggiare e di emulare gli artisti grandi maestri di cui abbiamo fatto cenno. E alla fine del Cinquecento ecco che arriva una luce nuova, una luce metafisica, una luce di pensiero. Arriva una luce che porta il nome di Michelangelo Merisi, Caravaggio, che scuote il panorama artistico. Questo è fuori di dubbio. Noi siamo abituati oggi a vedere le opere finite, completate, studiate. Dobbiamo immaginare che compare sul panorama artistico, dopo questo periodo di ricerca, questo lampo. Bisogna dire che capita tutto questo quando Caravaggio giovane raggiunge Roma. Siamo nel 600. È pronto il grande giubileo, la grande festa, la celebrazione di questa chiesa che finalmente si manifesta in tutto il suo splendore e potere, e Caravaggio si trova a Roma. Non è ancora tanto conosciuto, però dovete immaginare che poco prima del giubileo Roma ha necessità di completare con bellezza artistica qualsiasi cappella, chiesa, oratorio. E se andate a guardare, limitiamoci soltanto ai pittori, l'elenco di quanti pittori hanno lavorato in questo periodo a Roma, ci spaventiamo a leggere tutto questo elenco. In questo elenco c'è anche Caravaggio. Finalmente Caravaggio ha una committenza pubblica e la sente e non può sbagliare. Questa committenza arriva nella chiesa di San Luigi dei Francesi, dove un cardinale, Contral, poi tradotto in italiano Contarelli, aveva già da tempo comunque affidato a uno scultore alcune opere per completare la sua cappella. Queste sapete benissimo che poi nell'arte un conto è la committenza, un conto poi i lavori. Non saranno mai completati e forse neanche mai iniziate queste sculture, però il momento, appunto, la fretta,
fa sì che si affidi questo incarico a Caravaggio. E Caravaggio ha 3 tele, esistono ancora oggi 3 tele proprio in questo interno, in questa chiesa. L'altare maggiore, dove viene rappresentato San Matteo perché il committente, Contarelli, portava il nome di Matteo. Quindi la vocazione di San Matteo e la fine della sua storia, che è proprio il martirio di San Matteo di fronte alla vocazione. Noi, per l'aspetto che interessa oggi, che raccontiamo oggi, è la luce, dobbiamo immaginare per la prima volta, quando viene consegnato e collocato sul posto, la vocazione di San Matteo, la chiamata. Le cronache del tempo raccontano e testimoniano che succede un putiferio, nel vero senso della parola, cioè c'è una grande disputa tra gli esperti, gli esegeti, i professori, gli accademici, tra l'affermare è davanti a noi una grande rivoluzione, un qualcosa che non si era mai visto, qualcosa di grandioso, qualcosa che sta esplodendo di bellezza, e chi invece sosteneva che era invece tutto da buttare, da togliere, è incompleto, un'offesa, è indegno. E c'era questa grande disputa, a tal punto che si decide che dia il suo autorevole commento il presidente dell'Accademia di San Luca, professor Zuccari, davanti a quell'opera. E abbiamo la fortuna che qualcuno, oggi si direbbe forse uno storico o un giornalista, annota, esiste questo documento, di che cosa accade quando Zuccari si presenta con alcuni allievi davanti al dipinto della chiamata di San Matteo. Si pone davanti al quadro, in rigoroso silenzio lo ammira, lo studia e poi si pronuncia in questo modo. Ma dicono tanto che sia una rivoluzione, sì, certamente c'è qualcosa di nuovo, ma non in modo così esagerato. Per me è un'imitazione, è una buona imitazione del Giorgione. E con questo riprende la sua mantella, esce, i suoi allievi lo accompagnano, e questo storico che annota questo passaggio. Allora, oggi noi lo possiamo studiare, confrontare. Non aveva sbagliato, ci mancherebbe, presidente dell'Accademia, figuriamoci, preparatissimo, perché Caravaggio sappiamo che giovanissimo dimostra subito attitudine al disegno e alla pittura e viene formato, consegnato al maestro di bottega Peterzano a Milano, che era uno dei più celeberrimi maestri a Milano in quel periodo. E lo stesso Peterzano, Simone da Peterzano, fu allievo di Tiziano, quindi aveva studiato a Venezia, quindi l'influenza veneta c'era inevitabilmente. Addirittura Tiziano portava con sé un'eredità di collaborazione col grande Giorgione, tant'è vero che poi alla morte molto precoce di Giorgione alcuni dipinti sono stati completati da Tiziano. Quindi questa influenza c'era, soprattutto quando fa notare che quelle figure dall'oscuro entrano in una fascia un po' più luminosa, e c'è tutto questo. Però è un equivoco, non è proprio così, perché per Caravaggio quella luce è una folgorazione, una prepotenza, dove lui in tutte le opere, dopo questa, continuerà a sottolineare la potenza dell'arte. Quella luce è potenza ed è arte, che deve andare a illuminare le menti ottuse di chi non vuole vedere e ricercare nell'arte la verità. Il verismo di Caravaggio è questo. Ma il racconto qual è? Va bene, guardiamo il racconto. Il racconto è la chiamata di San Matteo. E San Matteo sappiamo benissimo che prima faceva un mestiere abbastanza discutibile, no? Andava a raccogliere i soldi, provenivano da tasse illecite più o meno, e lì lo troviamo in una bottega scura, buia, quindi un po' insicura, un po' losca, insieme a alcuni personaggi. Alcuni giocano a dadi, contano i soldi, e arriva, irrompe su quella scena quel taglio in diagonale di una luce che non è naturale. Oggi ci sono discussioni sul fatto di individuare correttamente il San Matteo fra tutte quelle figure. Addirittura si tenta di sostenere questa tesi, dove Caravaggio ha voluto rappresentare in tutte le figure San Matteo nella sua crescita. Alcuni indicano un personaggio, alcuni altri personaggi. A me piace pensare, tornando al discorso che gli artisti cercano di essere diretti, e Caravaggio lo è senz'altro,
pensando alla luce, quel taglio in diagonale, il personaggio più luminoso qual è? Quel personaggio che si accorge della presenza di un Cristo che entra in quella scena, si accorge di quella presenza luminosa e con gli occhi sgranati dice: come? Chiami me? Perché me? Cosa c'entro io? Che sono il peggiore di tutta questa gente che mi sta accanto. Cosa c'entro io? Però la chiamata di Cristo è la chiamata per Caravaggio. È la chiamata e non si discute. Oltretutto sopra c'è la finestra accanto a Cristo che richiama la croce, quindi il simbolo del martirio di Cristo. Ma grande discussione ha portato anche, oggi noi non ci pensiamo, guardiamo i personaggi che dovrebbero rappresentare, raffigurare San Matteo, sono vestiti come si vestivano nel momento in cui Caravaggio esegue quell'opera, mentre San Pietro e Cristo sono vestiti come ci si vestiva 2000 anni fa. Allora proviamo soltanto per un attimo a immaginare che le figure di San Matteo, perché la chiamata, Caravaggio sta dicendo questo, la chiamata può venire in qualunque momento e ovunque, proviamo a immaginare che quei personaggi siano vestiti come vestiamo noi oggi, cravatta, camicia, giacca, giubbotto. È chiaro che l'impatto per chi vede quell'immagine è notevolmente forte e di spessore, rivoluzionario senza dubbio. E anche qui, dopo questa committenza, dopo questi dipinti, sappiamo come Caravaggio abbia sempre cercato questa verità attraverso la luce, una luce che si irrompe davanti alla scena, mettendo alla luce, per chi vuole guardare, vedere, per uscire da quell'ottusità e da quell'oscurità, il verismo. Ed è abbastanza curioso pensare come da questo momento tutti vogliono un quadro di Caravaggio. Tutti lo cercano, però poi quando hanno quest'opera meglio non farlo sapere. E qualche volta è talmente vero nel racconto che non soltanto disturba, ma non si accetta quel dipinto. È antibarocco per eccellenza Caravaggio. Nella città e nel momento del barocco il suo coraggio ci dimostra che la sua verità si illumina quella verità attraverso la sua potenza e la sua pittura. Ho conosciuto un tale, si chiamava Carmelo e girava per i mercati a vendere stelle del cielo. Vendeva l'orsa maggiore, il cane, lo scorpione, Arturo per 1000 lire e per 2000 leone. I pianeti li dava con lo sconto, perché prendono la luce dal sole e non la sanno fare da sé. Portatevi a casa una stella, mi pagherete a rate, gridava Carmelo alla fiera di Cortona o di Gallarate. La gente lo stava a sentire, gli batteva le mani perfino, ma non tirava mai fuori né il portafoglio né il borsellino. Compratevi una cometa per quando non è Natale, costa meno e fa più luce della corrente industriale. Magri affari faceva questo povero Carmelo. Difatti, le stelle sono ancora tutte su in cielo. Lui poi, per campare, tra un mercato e una fiera, lavorava in una fabbrica di buchi per il gruviera.
Autoritratto nello studio del 1629 e Il predicatore Anslo con la moglie del 1641 di Rembrandt. Nasce nel 1606 nei Paesi Bassi, abile disegnatore e incisore, ricco di pensiero e profondità, il pittore che investe di luce i suoi personaggi, una luce del cuore dove emerge l'anima. Un uomo che vivrà il suo tempo senza accettare compromessi, amato e odiato dai suoi contemporanei, uno dei più grandi artisti della storia dell'arte, Rembrandt. Rembrandt è celebrato, famoso per diversi aspetti, d'altra parte la sua pittura parla per lui. Però nel momento in cui esercita è soprattutto ammirato e apprezzato per i suoi ritratti. Però succede spesso che chi poi desidera un suo ritratto un po' lo teme, perché si narra che chi voleva poi avere un ritratto di Rembrandt doveva rassegnarsi a una infinità di pose, oltre 15 pose per un ritratto singolo, che si raddoppiavano se nel dipinto i ritratti erano numerosi o di più persone. Questo significa che aveva la grande capacità di indagare dentro l'aspetto umano. Poi se vi incuriosisce un po' l'artista e soprattutto la sua vita, ve la consiglio. Studiare Rembrandt, leggere Rembrandt, è di una poesia molto delicata e questa delicatezza poi contrasta con la potenza della sua pittura. E questa grande sensibilità ha sicuramente guardato Caravaggio, perché anche lui a un certo punto utilizza la potenza della luce in contrasto con l'oscuro, perché questo contrasto permette con energia di raccontare le storie che si vogliono raccontare attraverso la pittura. Ma non ha mai viaggiato, non amava viaggiare, eppure aveva la possibilità di studiare fino in fondo non soltanto Caravaggio, ma tutta l'arte europea del periodo, perché era un collezionista di stampe, di pittura, di disegni, che in quel momento a Amsterdam circolava tantissimo. Lui aveva la passione veramente di raccogliere tutte queste opere. Detto questo, ho portato il quadro sempre di Rembrandt, dove la luce qui ha una funzione, un aspetto marginale se vogliamo, ma comunque importante. Tra l'altro per lo stesso concetto di ispirazione. Ecco, questo quadro Rembrandt lo fa proprio omaggiando l'ispirazione, che spesso è il tormento dell'artista quando l'ispirazione non c'è. Togliamoci dalla testa l'idea che un artista è colui che sa rappresentare fedelmente la realtà. Allora non c'è bisogno di ispirazione, c'è bisogno di capacità. C'è bisogno di ammirare, apprezzare quella bravura nel cogliere una realtà, trasferirla su una tela e tutti quanti la ammiriamo. Ma la ammiriamo soltanto per il virtuosismo e la capacità invidiabile che questo pittore sa portare quello che noi vediamo ogni giorno su una superficie che è la tela. L'artista invece ha il compito di non inventarsi nulla. Non c'è un artista che crea, inventa, no, attinge alla realtà, solo che ha una sensibilità così spiccata, un'intelligenza e un mestiere che ha sì necessità di padronanza, di virtuosismo, di mestiere, di conoscenza della pittura, ma aggiunge quella sensibilità che permette a lui di cogliere quello che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi costantemente ogni giorno, ma che non vediamo. E quindi l'ispirazione, l'artista Rembrandt sa che esiste ed è motivo per poterla rappresentare. Perché accade questo tutto in questo dipinto? Perché noi abbiamo in primo piano una tela che è la protagonista, non è il pittore, non è l'autoritratto del pittore, è la tela, è il suo lavoro, e nel suo lavoro se non c'è l'ispirazione non può iniziare. E come facciamo a sapere che quella tela non è stata iniziata? Da un piccolo particolare: sul bordino dello spessore di quella tavola vediamo un fondo bianco.
e quindi quella tela e quel supporto è illuminato da una luce che non è più naturale per quell'ambiente, ma che arriva da un altro luogo che ha illuminato la mente, la spiritualità, l'ispirazione all'artista, che sta distante, contempla, finalmente quel tormento è svanito perché si appropria di una illuminazione, di una ispirazione che farà grande quell'opera. Un dipinto che racconta con la stessa potenza e la stessa intelligenza pittorica lo trovate a Udine, al castello di Udine, nella Pinacoteca dell'Arte Antica, di Politi, famoso pittore, ammirevole pittore, dove c'è il ritratto di Canova, ma non è il ritratto di Canova quanto invece l'ispirazione, arriva alla fronte di Canova questa luce che è il motivo di ispirazione per modellare il prossimo capolavoro di Canova. Quindi molti artisti hanno dedicato attenzione a questo aspetto, a questo tormento, in una luce che diventa magia, che diventa personale. E Rembrandt, famoso per i suoi ritratti come avevamo anticipato prima, è messo alla prova. Un poeta del tempo, Van der Vondel, lancia una sfida al grande Rembrandt e dice che chi volesse, e Rembrandt, se ne è veramente capace, dovrebbe ritrarre il predicatore Cornelis Hansloh, famoso mennonita, che era famoso per le sue prediche, raccoglieva la domenica un nutrito pubblico accanto a sé, proprio andavano ad ascoltarlo, aspettavano la domenica per ascoltare le sue famose celeberrime prediche. E Amsterdam, che era una città di tolleranza e di accoglienza, dava la possibilità a tutti di ascoltare questo predicatore che era famoso appunto per le sue omelie. Però il poeta dice: Rembrandt non deve dipingere le sembianze, le caratteristiche di Hansloh, perché chi vuole conoscere Hansloh lo conoscerebbe soltanto attraverso la sua parola, il suo modo di esprimersi, non le sue caratteristiche. Accetta la sfida Rembrandt e consegna questo capolavoro. Lo consegna già meditando sul fatto che non lo sta ritraendo intanto di tre quarti, quindi è una figura intera e avvolta nell'oscuro. Il quadro è diviso a metà, c'è una parte scura a destra e una parte molto in luce a sinistra. E soprattutto però permette quell'oscuro di evidenziare le labbra socchiuse, quindi sta parlando, e il gesticolare delle sue mani, in contrapposizione invece alle mani ferme in piena luce della moglie, che paziente, vediamo come rassegnata quasi, come dire, abituata ad ascoltare le prove dell'omelia che poi reciterà domenica. E allora questo contrasto di luci, di pose, di linguaggio, di mani, fa sì che noi sentiamo veramente la voce di Hansloh. Ha colpito nel segno, ha saputo rappresentare la potenza di quella predica. Ma c'è un altro aspetto che Rembrandt vuole superare, la sua verità. Sarebbe troppo banale per Rembrandt dimostrare che ha questa capacità. Il quadro è diviso a metà e trova motivo per dire che la vera fonte luminosa, ispirazione e voce, il vero verbo, sta in quel grande libro aperto, che riceve una luce che piove dall'alto e che a ben guardare lo stesso libro, evidentemente la Bibbia, è lo stesso libro che da quelle pagine fa uscire una luce che irradia, illumina ogni angolo ove qualcuno abbia la necessità e la voglia di uscire da quel buio, da quell'oscurità. Il tema è ricorrente, però poi come ogni artista lo racconta in funzione della propria sensibilità, del proprio vissuto. Quel grande libro che addirittura spegne quella candela, simbolo di vanitas, simbolo di una vita che ha un trascorrere veloce e breve, però quella luce è talmente potente che spegne qualunque luce inventata e voluta dall'uomo. La luce guardò in basso e vide le tenebre.
Là voglio andare, disse la luce. La pace guardò in basso e vide la guerra. Là voglio andare, disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. Là voglio andare, disse l'amore. Così apparve la luce e inondò la terra. Così apparve la pace e offrì riposo. Così apparve l'amore e portò la vita. E il Verbo si fece carne e dimorò in mezzo a noi.
Giovane domestica nella sala da pranzo del 1886 di Berthe Morisot. Nasce in Francia nel 1841. Iniziò a dipingere quasi per gioco e fu una rivelazione. Ma in quanto donna non poté frequentare l'accademia. Artista francese meno conosciuta dai suoi colleghi, ma in certe tele più geniale di loro. Dimenticata dalla storia dell'arte, ma amatissima dai suoi amici come Renoir, Monet, Cézanne, Mallarmé, tanto da essere ritratta in molti dipinti e ricordata in scritti e poesie. Morirà a Parigi a causa di una polmonite a 54 anni. Colazione in giardino del 1884 di De Nittis. Giuseppe Gaetano De Nittis nacque a Barletta nel 1846. Di indole indipendente e insofferente verso qualunque tipo di schema, si mostrò disinteressato alle nozioni ed esercitazioni accademiche del realismo. Si avvicinò ai macchiaioli e dopo aver girato l'Italia si trasferì nel 1867 a Parigi, dove trovò fama e successo. Considerato uno dei migliori pittori italiani impressionisti, meritandosi l'appellativo di pittore delle Parigine. Morì a 38 anni, colpito da un ictus cerebrale. Quando il tema è la luce nell'arte, nella pittura, non possiamo non parlare di tutti quegli artisti che hanno concentrato tutta l'attenzione, i loro sforzi e la loro capacità pittorica sul tema della luce. E tutto questo nasce di nuovo quando all'orizzonte appare una crisi profonda. L'abbiamo visto prima con il manierismo e oggi la rivediamo di nuovo con la nascita dell'impressionismo, ma nasce dopo questa crisi. Crisi, qual è la crisi? Gli pittori accademici continuavano la loro ricerca. In questo momento, siamo a metà, verso la fine dell'Ottocento, irrompe sulla panoramica e sulla quotidianità un rudimentale strumento che permette però di fotografare immagini. Rudimentale se vogliamo, perché i colori non se ne parla proprio, però la rappresentazione di un luogo, di un ritratto, di un palazzo veniva molto più velocemente rappresentato e semplificato attraverso questo strumento. Capite benissimo che per i pittori che avevano incominciato a trarre le proprie soddisfazioni grazie a una proposta di mercato molto attiva, quindi non esistevano soltanto le committenze pubbliche, le grandi committenze, ma esisteva un mercato dove molti cittadini e nobili e borghesi acquistavano quadri di paesaggio, di genere e di ritratti. Arriva questo strumento, la macchina fotografica, uno strumento attraverso lenti, proiezioni e una lastra con acidi che comunque permettono di realizzare in poco tempo e quindi a costi diversi e realizzare poi stampe fotografiche molteplici, mettono in crisi i pittori. I pittori in crisi, soprattutto quelli accademici, che non potevano competere con questo strumento perché appunto, come dicevamo, era molto più veloce, molto più economico e che in qualche modo li stava sostituendo. Però gli artisti antiaccademici hanno subito notato che la macchina fotografica non può tutto e torniamo al discorso di prima, hanno saputo cogliere, attingendo da quello che già esiste, hanno saputo con la loro sensibilità accorgersi che la macchina fotografica non può tutto e non può catturare il movimento della luce, che è di una straordinaria bellezza quando noi riusciamo a fermare quell'attimo mutevole, quell'attimo veloce. La pennellata impressionista ci inganna se pensiamo che l'impressionismo è tecnica, è necessaria. Dovete immaginare questi pittori che avevano iniziato a abbandonare gli studi dipingendo i pittori di Barbizon, la natura così com'è, mentre prima
a completamento dell'opera, erano paesaggi più che altro idealizzati, abitavano la mente del pittore ma non la realtà, la memoria del pittore ma non la realtà. I pittori di Barbizon abbandonano gli studi e vanno a cogliere la realtà per quello che è, come si manifesta. In quello studio, in quella nuova possibilità, ci si accorge che non faccio in tempo a fissare un'ombra, una luce, perché questa cambia. E questo cambiamento di luci, di colori, di effetti, di armonia è una bellezza che va rappresentata. E allora il gesto tecnico è necessario. E poi un'altra cosa, un altro aspetto, la pittura impressionista toglie il disegno e toglie la messa in posa. Non vogliono celebrare più nessuno se non la quotidianità, la bellezza di una quotidianità. Monet dirà: è inutile che andate a cercare chissà quale messaggio nei miei dipinti, la mia pittura va semplicemente amata, ed è vero, amiamo quella pittura, noi oggi che l'abbiamo compresa. All'inizio, come è capitato anche a Caravaggio, ha vissuto di rifiuti, ha vissuto di qualcosa di terribile, sono stati offesi questi artisti che però nella loro convinzione hanno continuato con tenacia, e per fortuna che questo è accaduto, come la grande Berthe Morisot, dove anche qui, anche oggi, noi facciamo fatica a parlare di questi artisti, perché per me, permettetemi, non faccio mai distinzione, artista donna, artista uomo, è artista, non faccio distinzioni, l'artista è artista, però facciamo fatica a raccontare la bravura, la capacità, come Berthe Morisot, che ha saputo superare i suoi maestri del tempo, nel concetto, nella bravura, nella pittura. E qui vi porto questo quadro, che è tema di luce, c'entra in pieno quello che è l'impressionismo, con un luogo che non viene celebrato, dà motivo di essere celebrato, è un interno, una sala da pranzo, una domestica al centro, che colta in un attimo, in un frangente, perché la protagonista non è lei, non è la domestica, ma è quella luce che entra dalla vetrata alle sue spalle, inizia lì il racconto centrale, è dominante quella luce sugli oggetti e sulle figure, con una diagonale. È stupenda questa composizione, solo una donna sensibile e capace come Berthe ha potuto fissare quel raggio luminoso che accende quel luogo. Entra dalla vetrata, si infrange sulla vetrina del mobiletto, della vetrina proprio, permettendoci di vedere tutto quel luccichio di cristalli che abitano dentro, oltre quella vetrata. La diagonale di luce che termina sul grembiule della domestica e su quel cagnolino bianco, che non sta fermo, con quelle pennellate vibranti non sta fermo, e la stessa luce ritorna, rimanda sul volto della domestica. È il percorso di quella luce il protagonista di quel quadro, di una bellezza straordinaria. Ecco, la mia pittura va soltanto amata, e la diapositiva non rende giustizia. Dovete andare a vedere quella capacità di rappresentare e di dipingere un quadro di bianco, colore dove tutti gli artisti che si sono misurati hanno trovato le maggiori difficoltà nell'utilizzare il bianco. È Giuseppe De Nittis, anche di lui si parla poco, per fortuna agli ultimi tempi lo portano alla luce, pittore sensibile, pittore talmente capace e bravo che a Parigi viene riconosciuto come il migliore impressionista a Parigi, come italiano impressionista, e la sua arte lo testimonia. Qui non c'è soltanto la luce, vi ho portato questo dipinto perché sì, c'è tutta la scuola e l'insegnamento e l'apprendimento dell'impressionismo, quel contrasto, perché poi gli impressionisti hanno trovato la grande difficoltà non nel rappresentare attraverso i colori la luce, ma cercare i colori dell'ombra, e ci sono riusciti, perché già parlare di colore nell'ombra fa sì che lo studio abbia potuto produrre quell'ombra reale che è fatta di colori. E qui De Nittis ce lo dimostra, come in quel contrasto, quella luce in secondo piano esalta, fa risaltare le figure in un tema scontato, quotidiano, quotidianità. C'è una colazione in giardino con l'amata moglie e il figlio.
E questa bellezza la vediamo, se la osserviamo sotto l'aspetto tecnico dell'impressionismo, quelle pennellate vibranti, veloci, che danno corpo, danno energia e volume. Guardate soltanto la natura morta su quel tavolo apparecchiato di cristalli, di luccichii, riusciamo a comprendere la consistenza di ogni elemento, il peso della tovaglia. Ma la bellezza di questo quadro, è struggente pensare come De Nittis, altro artista che morirà molto giovane, abbia quasi un presentimento, uno degli ultimi quadri che dipinge, questa colazione in giardino, è come se egli stesso volesse per un attimo fotografare, attraverso la sua arte, attraverso la sua pittura, quel momento magico nel cercare di immaginare come sarà la sua famiglia quando lui non ci sarà più. E allora questa visione romantica ci permette di vedere come la sedia dove siede De Nittis si sia spostata, il tovagliolo abbandonato, proprio come farebbe chiunque di noi che vuole lasciare quel tavolo col cellulare e scattare una fotografia, per immaginare appunto quando non ci sarà più. E qui comincia quel racconto d'amore verso quella moglie e verso quel figlio. Non è un caso che l'ombra di quel grande albero assuma la caratteristica e la necessità quasi di abbracciare, come un grande abbraccio verso quella moglie, verso quel bambino che è intento a giocare e a portare briciole alle anatre che squillano di luce impressionista. E poi c'è il grande omaggio, una poesia, quel fiore in quel cristallo, quella rosa così delicata, così profumata, la capacità e la bravura di De Nittis di farci sentire la fragilità di quei petali e il profumo di quella rosa, di un colore delicato, delicato come il volto di quella giovane donna, è un omaggio alla moglie, alla sua famiglia, con quel fiore profumato che nella realtà ha un tempo breve, ma De Nittis sa che la pittura rende immortale qualunque cosa venga rappresentata e quindi un omaggio eterno, duraturo, quella rosa, una dedica alla sua famiglia e alla sua moglie. Cosa possiamo chiedere di più alla pittura, se non questa potente bellezza? Chi ti scriverà? Luce divina che procedi immutata ed immutabile dal mio sguardo redento. Io no, perché l'essenza del possesso di te è segreto eterno e inafferrabile. Io no, perché col solo nominarti ti nego e ti smarrisco. Tu, strana verità, che mi richiami il vagheggiato tono del mio essere beata somiglianza, beatissimo insistere sul gioco semplice e affascinante e misterioso d'essere in due e diverse eppure tanto somiglianti. Ma in questo è la chiave incredibile e fatale del nostro poter essere, e la mente che ti raggiunge ove si domandasse perché non ti rapisce all'universo per innalzare meglio il proprio corpo, immantinente ti dissolverebbe. Si ripete per me l'antica fiaba d'amore e psiche, in questo possederci in modo tanto tenebrosamente luminoso. Ma, Dea, non si sa mai che io levi nella notte della mia vita la lanterna vile per misurarti coi presentimenti emananti dei fiori e da ogni grazia.
Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte del 1884-86 di Georges Seurat. Nasce a Parigi nel 1859. Il genio freddo e schivo di Seurat ha dato l'impressione che egli fosse un calcolatore meticoloso e silenzioso. D'altra parte, lo afferma lui stesso, la gente trova una poesia in ciò che faccio. No, applico semplicemente il mio metodo, niente altro. L'artista che meglio di altri ha saputo sintetizzare la spontaneità della creazione artistica con i rigorosi principi della scienza. Morì a soli 31 anni per una brutta influenza. Tre donne del 1909-10 di Umberto Boccioni. Nasce a Reggio Calabria nel 1882. È stato un pittore, scultore e scrittore italiano, esponente di spicco del futurismo. L'idea di rappresentare visivamente il movimento e la sua ricerca sui rapporti tra oggetto e spazio hanno influenzato fortemente le sorti della pittura e della scultura del XX secolo. Lui che studiava il movimento e la velocità, per ironia della sorte, morì a 33 anni per una caduta da cavallo. E per concludere, Notte stellata del 1889 di Vincent van Gogh. Nasce in Olanda nel 1853. Praticamente sconosciuto in vita, Van Gogh è diventato in seguito un artista celebratissimo. La natura stessa della sua pittura, così personale ed emotiva, ha portato a considerarlo un artista unico, diverso da tutti. E anche se il suo esempio fu fondamentale per molti successivi movimenti artistici, Vincent è rimasto completamente senza allievi, una di quelle meteore che ha cambiato il corso della storia dell'arte. Camille Pissarro aveva detto di lui: costui o diventerà pazzo o ci farà mangiare la polvere a tutti quanti. Se poi farà l'uno o l'altro, non sono in grado di prevederlo. Vi porto questo dipinto di Seurat come esempio di come poi la possibilità, la potenza del colore ha fatto sì che gli artisti si siano impegnati a trovare soluzioni nuove e hanno capito, dopo l'esperienza dell'impressionismo, superata quell'esperienza, che la bellezza che contiene in sé il colore puro è già di per sé un capolavoro, già di per sé emoziona. E continuando in questi studi hanno capito che una volta abbandonata la mescolanza dei colori per ottenere altri colori, la vivacità, la luminosità di questi colori avrebbe assunto più potenza se i colori puri fossero trasferiti sulla tela e accostati uno accanto all'altro. Un po' come succede oggi per chi capisce di tecnologia. Io chiedo scusa, non molto, però so che esistono i pixel, correggetemi se sbaglio, che sono un'infinità di puntini colorati che permettono poi di dare nitidezza all'immagine, ma di vedere vivaci quei colori. Ecco, all'alba di tutto questo, i colori puri accostati uno accanto all'altro, a una debita distanza, il nostro occhio percepisce e vede un colore che non è mai stato dipinto o composto. L'accostamento di tanti colori puri danno origine a altri colori che hanno la caratteristica di essere luminosissimi. Quindi una pittura che è diventata in questo periodo più studio per effetti, più che racconto, più che ricchi di simbologie e di altre componenti che avevano segnato fino in questo momento il percorso della storia dell'arte. In alcuni dipinti, anche di puntinismo, resistono questi racconti. In altri invece c'è lo studio metodico, quasi come fossero degli impiegati della pittura, e nell'Accademia si studia questo. Anche Van Gogh frequenterà qualche lezione e riusciamo a individuare tracce di queste lezioni, anche se lui, solitario, ne parleremo tra un attimo, farà un percorso tutto suo. In Italia il puntinismo viene risolto
con qualcosa di molto simile, ma si tramuta in divisionismo, che non è altro che abbandonare tutti questi milioni di puntini e portare con materia la pittura a filamenti, sempre accostando colori puri. Qui in Georges Seurat, con la pittura del puntinismo, non serve che ve la racconti, l'ombra è dipinta, l'ombra è colorata, la luce è accecante, la diapositiva non rende giustizia davanti all'opera. Se quel museo che la ospita spegne le luci, voi uscite da quella stanza con quella luce che ancora emana quel quadro. Sto esagerando, ma con questo si riesce a raggiungere, con lo studio del colore e col puntinismo. E ancora di più con il divisionismo. Vi porto a Boccioni perché, parlando di luce, Boccioni, come diceva Paola, è uno dei padri del futurismo e soprattutto del dinamismo. Si studia in questo momento la necessità di rappresentare sulla tela sempre verità che finora non erano state mai affrontate, sviscerate, perché l'effetto di velocità veniva prodotto in una staticità di movimento, figure che accennano a un dinamismo, ma che in realtà quell'immagine è statica, e quindi nella ricerca si arriva al futurismo, si arriva al senso del dinamismo e della dimensione di movimento, e ci sono dei passaggi, non ci si improvvisa. Boccioni con questo quadro, uno dei tanti quadri che segna quel passaggio dal divisionismo, dallo studio della luce al movimento della stessa luce anche, o degli elementi che vengono rappresentati, o della velocità di certi elementi, della modernità. Cominciano a volare gli aerei, si cercano dimensioni nuove, quindi tutto questo va raccontato cercando di raccontare la verità che esprime quella nuova visione. Vi porto questo quadro perché Boccioni, nella sua intelligenza artistica, ci fa osservare, notare particolari che a molti sono sfuggiti, agli stessi artisti sono sfuggiti. E se guardiamo la luce che entra anche qui dall'alto a sinistra, le tre figure sono un pretesto, la madre in primo piano, a destra troviamo la sorella e in fondo la compagna, le figure molto più vicine a Boccioni, soprattutto la madre la rappresenterà in diverse occasioni, diventerà motivo di rappresentazione ricorrente nell'opera di Boccioni. Ma in questo caso, tornando a quello che oggi vogliamo raccontare, evidenziare, la luce, se voi guardate bene si accorge che quella luce che entra in quella stanza e con queste figure statiche si muove, e per rappresentare quel movimento bisogna andare a togliere la definizione del contorno e del disegno. Guardiamolo nel particolare. Ecco, le mani, le dita che vanno in dissolvenza attraverso quei raggi luminosi. E succede come noi quando guardiamo qualcosa in controluce, facciamo fatica, non riusciamo a definire bene quei contorni, e quella luce che soltanto con attenzione riusciamo a individuare fa sì che tutto venga sfuocato, come quell'immagine che, ripeto, è dipinta, fatta di filamenti, ma che racconta un'assoluta verità. Oltretutto Boccioni è grande anche perché si rivolge agli artisti e dice: fino in questo momento noi abbiamo rappresentato al meglio qualunque problema si è posto davanti a noi, però ci siamo dimenticati di rappresentare una verità che esiste, che pochi la sanno cogliere e che corrisponde a quello spazio che c'è tra un elemento e un altro. Mi spiego meglio, c'è un protagonista sulla scena, c'è della natura morta alle spalle, c'è un'ambientazione. Ecco, rappresentiamo al bene e in prospettiva, utilizzando dimensioni e proporzioni, rendiamo l'illusione della realtà, ma nessuno ha saputo raccontare quello spazio, quell'ossigeno, quella temperatura che esiste tra un soggetto e un altro elemento. Attraverso quel puntinismo, divisionismo, quei filamenti, quei colori, ci fa sentire e soprattutto vedere, è una finestra più per la mente che per gli occhi, la presenza di quello che fino in quel momento nessuno aveva saputo cogliere e nessuno aveva potuto riconoscere come realtà. Tutte queste forme artistiche porteranno poi all'astratto l'informale, ma come potete ascoltare e notare, nulla è inventato.
Chiudo con Van Gogh, anche perché non abbiamo rispettato una cronologia, non avrebbe avuto senso secondo me trattando il tema della luce, e vi porto questa Notte stellata perché secondo me racchiude bene, notevolmente, quello che è stato il racconto di oggi. Van Gogh poi lo amiamo tutti, e quando siamo davanti ai suoi dipinti, anche non conoscendone magari molto o fino in fondo l'esperienza, il vissuto e l'arte di Van Gogh, davanti a questi quadri sentiamo che c'è qualcosa di particolare, di unico. Tant'è vero che Van Gogh esiste finché c'è Van Gogh. Non esiste un Van Gogh prima di Van Gogh e né un Van Gogh dopo Van Gogh. Molti hanno saputo cogliere la sua proposta, la sua energia, la sua forza vitale attraverso il colore, per poi poterla appunto assorbirla e attraverso quell'esperienza proporre la propria arte. Ma sono tappe successive. E quando parliamo di questo quadro e siamo così sicuramente attratti da tanta bellezza, dai colori, dall'energia, da quella purezza, da quella anche spontaneità, un po' come dipingono i bambini, che fanno della pittura uno strumento che diventi linguaggio immediato per comunicare. È anche questo il senso, di rimanere bambini il più possibile per poter far sì che la pittura sia racconto, spontaneo e necessario. In realtà poi, se andiamo a guardare bene, a consultare le date, questo è un dipinto eseguito poco prima della sua morte, un anno prima. Succede un fatto, prima di questo dipinto che va raccontato. Aveva fatto di tutto Van Gogh per ospitare Gauguin, artista che ammirava, apprezzava, e lo aveva invitato, e c'era riuscito a ospitarlo alla Casa d'Art per condividere l'esperienza della pittura, confrontarsi con due visioni completamente diverse, ma aveva appunto fatto pressione perché ciò accadesse. E ciò accade. Gauguin accetta l'invito di Van Gogh. Una convivenza difficilissima, si scontrano, hanno visioni diverse sulla pittura, sul motivo della pittura, è tutto una contraddizione, fino a scontrarsi in un momento a un inizio, una follia sentimentale, quella di Van Gogh. Lui stesso si accorge che non sta bene, che sta compiendo dei gesti che non si possono dominare. In una lite burrascosa, in un confronto con Gauguin, sappiamo che si taglia un lembo di un orecchio. Gauguin si spaventa, abbandona quella casa, non avrà più possibilità di comunicare, di dialogare con Van Gogh, e lui stesso, Van Gogh, in preda a questo panico e a capire che cosa gli sta accadendo. Oggi noi sappiamo cos'è la depressione, sappiamo che si può in qualche modo intervenire, ma allora incomincia questa malattia incomincia a vivere la quotidianità, incomincia a occupare spazio nella quotidianità, ma è del tutto sconosciuta. Van Gogh si spaventa di questa sua stessa reazione e supplica di essere curato, di essere ricoverato in un ospedale, in un manicomio, e questo accade, lo accolgono in un manicomio, dove gli è permesso, in momenti in cui ha periodi un po' più di relativa tranquillità, continua a dipingere. Dovete pensare, siamo un anno prima della sua morte. In questo periodo, nella parte finale, dipingerà più di 40 dipinti in un mese. Non di grandi dimensioni, ma capite che con quella energia, con quella potenza, con quella necessità non di vendere il quadro, di pensare che va in un salottino, ma per necessità di comunicare, era l'unico modo per poter dire che esiste, l'unico motivo per essere ascoltato, con quella energia, 40 quadri in un mese. Capite benissimo che quando uno poi applica tutta quella potenza e prepotenza, ha dei periodi di uno svuotamento colossale, enorme. Sappiamo che poi finirà tutto in tragedia. In uno di questi picchi così alti di depressione uscirà con la pistola carica, e dopo aver dipinto, qualcuno dice, uno degli ultimi quadri, quel campo di grano con corvi, si spara allo stomaco, riuscirà ad arrivare a casa, tenteranno di curarlo per un paio di giorni, lui stesso a letto fumerà la pipa. E vi voglio leggere un leggero passaggio di una lettera trovata nelle tasche di Van Gogh appena muore. Era destinata al fratello Theo, però non l'aveva spedita.
l'aveva tenuta per sé. E questa lettera recita a Teo: vorrei scriverti molte cose, ma ne sento l'inutilità. Per il mio lavoro io rischio la vita e ho compromesso a metà la mia ragione. Questo mi fa pensare e riflettere che più che pazzia, quella di Van Gogh era una follia sentimentale. E arrivo a questo quadro, pieno di energia, nella sua necessità di comunicare con qualcuno, quando ha capito che nessun uomo sulla terra ormai lo ascoltava, non riusciva a farsi ascoltare, si sentiva abbandonato, isolato, però aveva questa necessità di esprimersi, di raccontare la sua esperienza, di dare risposta alle sue domande. Infatti quel quadro, per più di metà, è rivolto verso l'alto, perché sa che esiste qualcosa oltre. Gli uomini non l'ascoltano più, quel paesaggio con luci spente, deboli, sono uomini che per Van Gogh vivono nella loro solitudine, nella loro necessità di stare ognuno per conto suo. La misura di quel cipresso, che è abbastanza prepotente e potente allo stesso tempo, è una misurazione di uno spazio che diventa immenso in quella notte stellata piena di astri, di stelle luminose, in un vortice di colore, in energia pura. È un affidarsi a qualcuno attraverso la potenza della pittura. E allora ecco, questo quadro raccoglie un po' tutto quello che abbiamo detto oggi. C'è una luce spirituale, questa luce diventa spirituale, c'è una luce naturale, fisica, che è quella degli uomini, c'è una luce interiore, c'è una luce che ha necessità di illuminare una mente per capire, per comprendere. E io credo che Van Gogh sia uno dei pochi, forse Modigliani, Caravaggio stesso, che abbiano tentato nella loro visione da artista di sconfinare quella linea dove l'arte non può tutto, l'arte a un certo punto deve fermarsi, l'arte deve arrivare fino a un certo punto, poi altre ragioni, altre necessità sono consegnate alla fede, qualunque fede, ma l'arte non deve sconfinare. Non è un caso che poi quando qualcuno tenta, come ha tentato Van Gogh, anche con questo dipinto, di comunicare con il divino, con qualcuno che sta oltre, questa comunicazione si può fare solo attraverso la pittura, perché la pittura è energia pura. Ecco che quando poi tutto si interrompe, perché un'altra volta una fine tragica interrompe questa possibilità, mi piace immaginare come questa tela bianca si richiuda di nuovo nel suo castello dorato e che con un sorriso beffardo chiuda le porte a tutti i poeti e gli artisti che hanno tentato di andare oltre quella soglia. Ho pena delle stelle, che brillano da tanto tempo. Ho pena di loro. Non ci sarà una stanchezza delle cose, di tutte le cose, come un braccio o delle gambe? Una stanchezza di esistere, di essere, solo di essere. L'essere triste, lume o un sorriso. Non ci sarà, infine, per le cose che sono non la morte, bensì un'altra specie di fine o una grande ragione, qualcosa così come un perdono?
davvero e buon Natale, buone feste. Grazie.